Questo è il momento di consumare la carne siciliana, ma comunque i prodotti di origine regionale e nazionale per supportare. per dare una mano agli agricoltori e ai nostri allevatori. Siamo venuti a certificare in maniera assolutamente precisa la qualità di OP Sicilia, questa organizzazione produttiva di carni siciliane, l'unica eccellente. Dico certificare perché l'ho appena mangiata, devo dire siamo alla fine di un pranzo degustativo Abbiamo spettacolare. constatato la qualità. La qualità, siamo col presidente che è ancor più il massimo della garanzia, Infatti, assolutamente, e siamo con con Marco Moccia. Marco Moccia. Marco Moccia, mi devi dire quanto è buona questa carne? Bisogna inventare le parole Sì? ancora per descrivere questa carne. Comunque, a parte gli scherzi, è buona, l'avete appena Ma devo dire assaggiata. che l'hai E, apprezzata pure tu, quindi come vedi ancora oggi, a distanza di tanti anni, perché sei nel settore da sì, quanti sì, anni? sì. Ci sei nato Ma forse? da 30 anni Ho quasi. conosciuto pure tuo padre, quindi devo Sì, dire, sì, quindi sì. da una vita. Quindi ancora oggi apprezzi quello che è la qualità che sempre più migliora e che voi certificate Tantissimo, giornalmente. tantissimo. C'è da dire che i nostri allevatori nel tempo hanno migliorato il prodotto a un punto di eccellenza ed è un percorso che continua ancora tutt'oggi. È un Quindi percorso che non si più passa il improvvisa, tempo, ovviamente. più miglioriamo. Però ci Assolutamente. spiegava, diciamo, ci spiegava Marco una cosa importante. Intanto che per la prima volta esiste un'organizzazione che si occupa di raccogliere e distribuire carne 100% siciliana. Quindi esiste, si può fare. Sì, 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 esiste in Sicilia una OP, che è un'organizzazione di produttori, dove i principali attori sono gli allevatori, che utilizzando animali nati e allevati in Sicilia tirano fuori questo prodotto, secondo una filiera che segue delle regole, dei disciplinari di produzione e quindi si arriva poi a una certificazione finale, di cui l'OP si fa carico. Tra l'altro ci spiegava una cosa bella. Intanto di base la carne che compriamo ai supermercati generalmente è una carne, dico generalmente perché non possiamo mai fare, viene dal nord, dalla Francia, c'è Alla molta carne Francia. francese, ma tu ci spiegavi Sì, che l'evoluzione della genetica siciliana è carne che è riuscita a mettere ormai insieme, animali che hanno messo insieme la parte positiva delle genetiche francesi, ma vivono e nascono qua. Ce lo spieghi meglio questo discorso? sì, diciamo che negli ultimi decenni in Sicilia si è andato verso un miglioramento genetico importante dei nostri allevamenti. Quindi oggi ci troviamo non le razze da carne in purezza, ma circa l'80%. Questo ci permette di dare un di più al discorso organolettico della carne, alle caratteristiche organolettiche della carne. Questa percentuale ancora di razze autoctone presente nel nostro incrocio è importante ai fini della qualità finale del prodotto. Possiamo dire una cosa, vediamo gli allevatori in protesta in giro per la Eh, Sicilia, per l'Italia, siamo d'accordo con loro, difendono il senz'altro, loro lavoro. senz'altro. Vogliamo dire a chi ci ascolta che se volete dare una mano, cercate La carne carne OP Questo, siciliana. questo è Sicilia. il momento di consumare la carne siciliana, ma comunque i prodotti di origine regionale e nazionale Per supportare. per dare una mano agli agricoltori e ai nostri allevatori. Notizia esclusiva, Diciamolo, dai. lo diciamo. La carne OP Sicilia, giorno 7 marzo 2024, sarà a Berlino in un evento esclusivo presso Terra Verde, che è un luogo esclusivo. È talmente esclusivo perché alle 18 diventa un ristorante gourmet gestito da Nicola Sparacino, un siciliano doc che 20 anni fa ha sposato la Germania, e quindi degusteremo con lo chef super qualificato che noi abbiamo veramente conosciuto, è veramente una grande mente, degusteremo queste prelibatezze dell'OP Sicilia. Quindi complimenti. E siamo sicuri che faremo la nostra figura. Certo, E quindi ringraziamo lo chef che assolutamente. è il proprietario del locale che ci dà questa opportunità, Ti naturalmente. manderemo le foto perché tu ci hai detto che purtroppo non potrai Non sarò venire. presente, Non ma sarei presente. sarò ben rappresentato. Certo, certo, quindi assolutamente. Quindi viva OP Sicilia e acquistate carni siciliane. Ciao.